Il programma delle cerimonie, quello ufficiale, è già stato reso noto dalla Prefettura di Belluno, che martedì prossimo 2 giugno sarà fulcro dell'organizzazione degli eventi. Dal mattino gli onori ai caduti alla stele commemorativa in Viale Fantuzzi, poi in Piazza Duomo per il momento certamente più spettacolare che nel capoluogo è diventato tradizione. Sulle note dell'inno nazionale i Vigili del Fuoco isseranno il tricolore sulla torre dell'orologio di Palazzo dei Rettori. Alle 18 la consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, una medaglia d'oro al merito civile e il premio Bontà Città di Belluno assegnato alla Mensa dei Poveri dei Frati Cappuccini di Mussoi, all'Associazione Pollicino e all'Associazione Cucchini. I bellunesi potranno ammirare l'esposizione dei veicoli in dotazione alle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, polizia penitenziaria e polizia locale. Già oggi, grazie all'iniziativa originale promossa in collaborazione con Confcommercio, è possibile ammirare le vetrine dei negozi addobbate con esposizioni a tema. Siamo orgogliosi di averla lanciata, è la prefettura che ci coordina e noi volentieri diamo questa disponibilità e anzi devo dire che i commercianti sono orgogliosi e ci chiedono di farlo proprio quando la città è popolata, perché piace. Di prima mattina le vetrine allestite, 4 di queste fra Piazza delle Erbe e Via Rialto, sono state illustrate dai referenti delle autorità di polizia locali, dell'esercito e dei vigili del fuoco. Storia e modernità si intrecciano sia nelle uniformi che nelle dotazioni e le curiosità non mancano, su tutte quella che riguarda lo storico casco da motociclista dei carabinieri in pelle e sughero, dal quale subito dopo il referendum di 80 anni fa vennero cancellate le iniziali del re Vittorio Emanuele. Inutile dire che il passaggio dei vertici delle forze dell'ordine ha richiamato l'attenzione dei passanti e dei clienti dei negozi vestiti a festa, premiati per il ruolo sociale che il commercio ha in città.